Oggi è la giornata della mamma e l'AIRC vende le azalée anche per una raccolta fondi sull'AIRC. E come questa iniziativa oggi è presente non solo qui a Viale Viareggio a San Leone, ma in diversi punti di Agrigento. Sì, oggi siamo presenti ad Agrigento in 4 piazze, Piazza Cavour ormai da decenni presente appunto in città, poi siamo qui noi al lungomare Falcone Borsellino e poi ci sono altri volontari nelle 2 chiese di San Gregorio e di Santa Rosa. È un momento importante per tutti noi volontari dell'AIRC perché ci incontriamo ogni anno in occasione della festa della mamma per appunto offrire queste azalee che vengono destinate proprio ai fondi, alla raccolta fondi per la ricerca dei tumori femminili in modo particolare, quindi soprattutto per noi donne è veramente un momento di grande rilevanza, di grande importanza. Ecco, leggo lo slogan: rendiamo il cancro sempre più curabile. Negli anni c'è stata un'evoluzione nella ricerca per cercare di mitigare e curare, far uscire magari più donne possibile, non solo, anche uomini, da questa malattia. Sì, devo dire che sono stati tantissimi risultati proprio anche grazie alle ricerche finanziate da AIRC, perché appunto queste offerte che vengono raccolte vengono destinate appunto ai progetti di ricerca dei giovani ricercatori e AIRC tra l'altro ha il compito anche di divulgare, educare e promuovere appunto la sua ricerca nelle scuole. Devo dire che questa è un'attività anche molto importante perché proprio si fa conoscere ai giovani che frequentano ancora le scuole quali possono essere anche sbocchi professionali in questo senso proprio nell'ambito della ricerca. L'AIRC, ricordiamolo che è un'associazione di volontari, quindi chi vuole può dare indipendentemente il suo contributo anche al lavoro dell'AIRC, no? Sì, siamo in tanti, tra l'altro ogni anno abbiamo anche la presenza di giovani e qui oggi abbiamo appunto 3 ragazze che ci aiutano nella distribuzione delle azalee. Devo dire che è sempre molto gradita la presenza dei ragazzi, dei giovani. Come sta andando, ecco, queste prime ore di raccolta? Raccontateci della vostra esperienza. Cominciamo con Claudia. Tutto bene, sono venute molte persone, abbiamo venduto molte piantine, quindi speriamo vada così tutta la giornata. Gaia, ecco, dimmi qualcosa. È una bella esperienza, anche formativa, fare comunque del bene perché alla fine raccogliamo soldi per una causa giusta. Il tuo nome? Veronica. Sì, sono d'accordo con Gaia, è una bella esperienza, è importante anche tramite queste piccole piantine di informazione che si dà alle persone.